La parola a Federico Brocani, parliamo della regione Marche. Allora, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti. Io mi chiamo Federico Brocani, vengo dalle Marche. Marche Craft è una piattaforma di esperienze artigianali dove noi prendiamo il turista e lo portiamo dentro le botteghe con delle esperienze che fa insieme all'artigiano, crea insieme all'artigiano, si sporca le mani insieme all'artigiano e questo souvenir, se così lo vogliamo chiamare, se lo porta a casa come una testimonianza di quello che ha creato in quell'esperienza. Ho iniziato con un corso finanziato interamente dalla Regione Marche, dove abbiamo, attraverso la collaborazione del Comune di Fano e uno spazio di coworking del warehouse di Marotta, abbiamo affrontato incontri con piccole e medie imprese. Abbiamo lavorato in gruppo partendo dall'idea di creare un'impresa fino alla creazione vera e propria di un business plan che riguarda per esempio la mission, la vision, gli SWOT e in questi 8 mesi che sono stati la durata di questa formazione mi sono accorto che il mercato di riferimento per quanto riguardava queste esperienze artigianali è il Nord Europa, che stanno cercando, quando vengono in Italia, soprattutto nelle Marche, delle esperienze nuove. Da lì, piano piano, mi sono cercato io gli artigiani. Ho fatto una ricerca online, poi sono andato dentro le botteghe. È stato un lavoro di quasi un anno, perché gli artigiani sono un po' una categoria un po' particolare, però hanno un tesoro che custodiscono gelosamente e prima che tu ci entri dentro ci vuole del tempo, ci vuole tanto tempo. Una volta che entri dentro è un mondo bellissimo. Quindi piano piano sono andato a cercarmi gli artigiani e ho creato mi sono cominciato a sporcare le mani insieme a loro, creando anche il sito. Questa è la home page dove in alto a sinistra si vede il collegamento alla pagina in inglese, il logo, la mission, la vision, in alto a destra i vari riferimenti social e l'email, il chi siamo, il blog, contatti, le attività. Nelle attività noi abbiamo attività che riguardano la ceramica, che riguardano il legno, che riguardano il ferro, che riguardano anche il tessile, ma anche la carta di Fabriano, le scarpe. Queste scarpe che ho io le fa un'artigiana di Pesaro, tutte fatte a mano, completamente fatte a mano. Dopo l'impaginazione e indicizzazione, io sono, lo dico subito, sono laureato in lettere e filosofia, non ne sapevo niente di turismo, niente. Quindi c'è stato un momento un po' di adesso cosa faccio? Tramite l'Erasmus per giovani imprenditori, che è un Erasmus che finanzia completamente la comunità europea, qualsiasi persona che ha un'idea imprenditoriale fino ai 35 anni può scegliere di andare a lavorare con un imprenditore che fa parte dei vari paesi che aderiscono alla comunità europea. Questa applicazione, bisogna fare un'application dove bisogna scrivere tutto in inglese, anche il business plan. Una volta che ti accettano, sei pronto a partire. Io sono partito, sono stato in Germania, a Berlino, ho lavorato per un'agenzia viaggi che fa anche marketing turistico affiliata alla TUI Deutschland
mi hanno insegnato a creare i pacchetti in maniera molto più sintetica, molto più dettagliata. Ho studiato anche la lingua, che ovviamente tornando in Italia ho perso completamente perché non è una lingua facile, ci vuole allenamento. Da lì ho fatto degli incontri attraverso la Fiera sul Turismo a Berlino con giornalisti, con tour operator e agenzie di viaggi che erano interessati alle Marche, soprattutto sì, alle Marche. Mi hanno anche chiesto di mezz'ora, tre quarti d'ora di presentargli le Marche, quelli che secondo me erano le potenzialità espresse e non da parte della Regione Marche. Quindi diciamo che in questi mesi in cui sono stato a Berlino, sia a livello professionale ma anche il progetto Marchecraft è cresciuto e si è fatto conoscere soprattutto a livello estero. Appena tornato, finito il periodo, abbiamo fatto un'esperienza sulla ceramica, abbiamo fatto un'esperienza al Museo di Montappone dove c'è una tradizione secolare, diciamo, dove intrecciano, c'è il cappello di paglia, c'è un museo e questa signora qua ha 90 anni e porta ancora avanti insieme alla sua collega la tradizione dell'intreccio di paglia, del cappello di paglia. Abbiamo collaborato con un'agenzia viaggi di Fermo, con dei turisti, abbiamo fatto una mezza giornata dove il turista faceva la visita al museo, il workshop, una degustazione di prodotti tipici e poi queste signore qua di 90 anni intrecciavano la paglia con dei macchinari dell'epoca e i turisti se li sono portati a casa. Abbiamo fatto anche un press tour con un blog olandese che si chiama Ciao Tutti, che scrive principalmente del mercato italiano per olandesi. Qua eravamo nella mia città natale, che è Jesi, che ha un'antica tradizione orafa, dove li abbiamo coinvolti facendogli vedere il museo, perché questo è una sorta di atelier negozio dove sotto c'è tutta la storia dell'oreficeria jesina. Quindi abbiamo fatto una piccola presentazione, li abbiamo portati di sotto dove c'è il museo, sopra dove queste ragazze portano avanti la tradizione. Dopo la pubblicazione, dopo 2 mesi la pubblicazione dell'articolo, abbiamo avuto già una prenotazione di una signora che era in viaggio nelle Marche e ha voluto fare l'esperienza dell'anello. Poi abbiamo fatto anche un educational tour per la storia della fisarmonica di Castelfidardo, insieme a un festival tutto incentrato sulla fisarmonica, dove siamo entrati dentro a una piccola media impresa e a questi giornalisti e blogger abbiamo mostrato tutta la catena che c'è dietro le quinte che c'è nella costruzione della fisarmonica. Questo è un altro workshop della doratura della cornice, che c'è un artigiano vicino al mio paese che ha un'esperienza di 40 anni che porta avanti la tradizione. Qua eravamo con degli stranieri che soggiornavano in un paese vicino e abbiamo fatto un'esperienza insieme a loro. Nel 2019 tramite i social abbiamo puntato molto sugli artigiani, facendo delle semplici interviste con una semplice telecamera, una GoPro, una action camera, dove loro raccontavano chi erano, cosa facevano e perché avevano scelto Marchecraft. Ogni mese 1-2 artigiani venivano pubblicati. Collaboriamo già da fine 2019, inizi 2020, con strutture ricettive e bed and breakfast e agriturismi
di proprietari belgi, olandesi, inglesi, americani e olandesi che vogliono offrire una proposta alternativa ai loro clienti. Collaboriamo anche con delle agenzie viaggi e tour operator, questo è un esempio, dove noi interveniamo collegandoci con le loro proposte. Inoltre stiamo collaborando con il Comune di Fano attraverso un progetto europeo della parte del mare Adriatico-Ionio che riguarda il coinvolgimento di tutte quelle regioni bagnate dal mare dall'Adriatico e dallo Ionio e dove questo progetto rivede il coinvolgimento dei paesi tipo la Croazia, dove loro cercano soprattutto una formazione a livello turistico, perché praticamente a livello di bandi europei loro erano come noi 20 anni fa, cioè ricevono bandi a fondo perduto. Noi, se non sbaglio, sono 50 e 50, almeno nelle Marche sono così. E quindi stiamo anche facendo dei percorsi di formazione che riguardano tipo l'artigianato. Stiamo collaborando nel territorio di Fano, con il Comune di Fano, facendo dei laboratori didattici per i bambini, perché il Comune di Fano sta attivando una politica di rendere agibile e fruibile la città a portata di bambini. E abbiamo preso la scusa dei mercatini di Natale facendo dei laboratori con le scuole, sia dentro le scuole che all'aria aperta, facendo vedere la tradizione che c'è negli artigiani che abitano nei pressi della città di Fano. Stiamo intervenendo anche nelle zone terremotate, che purtroppo a livello nazionale non si sa poco niente, però c'è una nuova generazione che è entrata e sta cercando di portare avanti una tradizione. Questo è un workshop sul Rame, che è un paese nell'Ascolano, tra Ascoli e Fermo, dove il centro storico è completamente inagibile. Però questi ragazzi, attraverso dei fondi europei, un'associazione, stanno portando avanti questa tradizione e noi stiamo intervenendo dandogli una mano a livello turistico. Questo è un altro esempio dove i ragazzi di un borgo antico a Mogliano, sempre terremotato ma non come quello precedente, stanno portando avanti la tradizione dell'intreccio. Poi, come ultimo, 360 Storytelling è un progetto di realtà virtuale, cioè attraverso l'utilizzo della realtà virtuale e un visore noi teletrasportiamo il cliente, il turista, dentro la bottega. È nato per gioco, nel senso che io l'avevo visto alla Fiera sul Turismo a Berlino e un mio amico, che è Massimiliano, quello al centro, l'avevo conosciuto al coworking di Marotta e mi aveva parlato di questa realtà virtuale. Io ho detto proviamo con Olivia, che è quella che fa le scarpe. Da lì siamo stati selezionati tra le 20 start-up che sono stati a SMAO Milano, che sono stati a SMAO Berlino con Re Startup, e poi abbiamo fatto in collaborazione con il comune di Fabriano, abbiamo creato uno storytelling immersivo con la realtà virtuale sulla carta. Prima vi lascio i miei contatti, se c'è ancora tempo vi faccio vedere 2 video di la durata di 1 minuto, 1 minuto e mezzo. Grazie.
Allora, questo che vedete è quello iniziale, dove è nato così per gioco con Olivia. Da lì, diciamo, poi è partito tutto. Ciao, come non mi vedi? Prova a girarti verso destra. Ecco, ora possiamo partire. Conosci la sula dei piedi azzurri? È un uccello marino delle isole Galapagos. Ho sempre avuto una smisurata passione per le piume come accessorio e come applicazione. Come potevo abbinarle nel modo più armonioso possibile? E così, smartphone alla mano, e parte la mia ricerca sugli uccelli esotici, cercando di cogliere gli accostamenti più azzardati e al contempo delicati. E mentre sfogliavo immagini di ogni genere, incontro lei, la sula, e soprattutto incontro le sue zampe. Non avevo ancora un logo, ma quello fu sicuramente l'istante in cui si formò tutta la mia brand identity. Questo video qua invece è un'introduzione, un trailer che abbiamo fatto per il comune di Fabriano sulla storia della carta.